nessuna variazione alle ferrature, nessun cambio di guida. Andiamo a seguire il lancio, perde completamente. Intanto di galoppo il favorito che ha provato partenza volante ma si è aperto in un galoppo davvero rabbioso, ed è Lesson Mask che cerca di andare al comando. Corsa ovviamente terribile perché Offen Wise AS lascia tutti gli scommettitori che l'avevano sostenuto a guardare la corsa. Lesson Mask in avanti su Morgan Daymar, gruppo compatto e partito il giusto, invece seconda fila Narnica. Intanto si presenta di fuori Maicon Pant con Antonio Greppi che evidentemente ha preso le misure giuste dopo essersi trovato poco disponibile in fascia partenza. 28,5 la frazione iniziale, quarto in corda Olaf Pierre. Seguiamo il passaggio davanti alle tribune con Greppi che prova a rallentare, la risalita esterna di Nasdaq viene anticipato da Morgan Daymar largamente l'arrivo di Baldini, nella sua scia c'è Narnica, gruppo che si ricompatta, poi ancora di fuori Giulio Cesare MGG preceduto però da Omnibus, si va a metà gara, il rallentamento Maicon Pant seguito sempre da Lesson Mask e da Olaf Pierre, di fuori Morgan Daymar, 32 la frazione, gruppo che si è ancora sgranato, a questo punto prende corpo la chance del battistrada, viene via con decisione Morgan Daymar al chilometro, di fuori muove anche Navigator Koff, probabilmente nella risalita trova un anticipo, andiamo a seguire ma Navigator Koff arriva a velocità doppia sui primi, l'anticipo era quello di Impetuoso Trio, si va all'ultima curva, è passato nettamente l'arrivo di Enrico Montagna che stavolta fa percorso giudizioso e che deve trattare bene l'ultima curva, cala Morgan Daymar, va all'inseguimento di Impetuoso Trio, poi probabilmente si muove in Narnica, siamo prossimi all'ingresso in il tuo arrivo, 39 che vale molto meno la frazione per i 1.200 di Navigator Koff che è ancora nettamente davanti, richiesto Impetuoso Trio, poi Narnica che finisce bene al largo assieme a Omnibus nel tratto conclusivo, la dispersione di Navigator Koff per il secondo Narnica, per il terzo il 9 di Impetuoso Trio, quarto finisce il numero 12 di Omnibus e questa è la nostra piccola personale consolazione per gli scommettitori, quindi Morgan Daymar probabilmente a completare il quintema. Di questo andiamo a rivedere il replay conclusivo, 1.15,2 la media del vincitore chilometro, 29,2 la frazione conclusiva, ma sono stati 800 metri terminali di alta intensità, quelli di Navigator Koff che porta i colori di Francesco Comacchio, ma che Enrico Montagna da allenatore e guidatore, che viene tra l'altro a raddoppiare nel pomeriggio, ha impiegato alla grande. Proviamo a vedere ancora il replay, il secondo di Narnica, il terzo di Impetuoso Trio, il quarto di Omnibus, cavallo che, ripeto, era 60 contro 1, e più discosto probabilmente Morgan Daymar con il numero 1 in corda che raccoglie la quinta ed ultima moneta tenendo in rispetto Olaf Pierre che è valida per la scommessa